out to wanderers at dawn of the world full of war. Ciao e benvenuti in questo nuovo video, sono Federico e oggi volevo fare la ciclopedonale della Valsugana che collega Bassano e al lago di Caldonazzo, da dove sfocia il fiume Brenta che affianca questa pista ciclabile. È un'ottantina di chilometri, vedremo dove arriverò oggi e vi porterò la mia esperienza e la conoscenza delle zone. Faremo qualche volo col drone e tanto divertimento. La giornata è nuvolosa, siamo all'alba, purtroppo in questo momento da questa posizione non si riesce a vedere e ecco, venite con me in questa nuova avventura nel mio canale. Ciao! Ciao, ora mi trovo a Oliero, qui ci sono 4 grotte che è possibile visitare con delle visite guidate senza prenotazione. È un bellissimo posto, anch'io da piccolo l'ho fatto, adesso è passato molto tempo, però se siete in queste zone ve lo consiglio, è sempre una bella esperienza. Da qui nasce il fiume di Oliero, tra l'altro. Ora continuo col mio giro. Dopo Oliero troviamo Vastagna, qui c'è la possibilità di fare rafting, ci sono diverse scuole, diversi istruttori, forniscono tutta l'attrezzatura e su prenotazione si fa un bellissimo giro. C'è anche verso fine luglio il Palio delle Zattere, ci sono delle imbarcazioni un po' fatte così alla buona per puro divertimento e si fa tipo un palio, una festa locale dove c'è anche la sagra. È un paesino di passaggio, sono a 16 km da Bassano del Grappa, siamo ancora su strada, raggiungeremo tra qualche chilometro la vera e propria pista ciclabile completamente asfaltata. Oggi abbiamo trovato anche le pecore, il periodo è quello della transumanza e siamo ancora in strada e ci stiamo avvicinando al Cornale dove inizia la pista ciclabile.
arrivati al Cornale, da cui inizia la nostra area riservata per le bici o i pedoni. Abbiamo anche un punto noleggio per le bici, sia elettriche, bike che muscolari. Durante il nostro percorso troveremo diversi bici grip per fare una sosta o riparare la bici in caso di un eventuale danno. Ne troveremo 8 nel percorso che porta da Bassano fino a Caldonazzo, al lago di Caldonazzo, e proseguiamo. Ora saremo immersi in uno paesaggio splendido al di fuori della città, nella natura. Sembra incredibile il senso di pace e la bellezza che troveremo in questo percorso, uno tra i più belli che io abbia fatto. Mi trovo a 40 km da Bassano, ho fatto un piccolo volo del drone. Questo è un posto veramente magnifico, c'è un piccolo ponticello, un corso d'acqua, è un angolo di pace, di paradiso. Vi ricordo, per chi dovesse fare questo percorso, che dopo 4-5 km dal Cornale c'è una piccola deviazione da fare di altri 4 km in un paesino attraversando un cavalcavia, e poi ci rimetteremo nella ciclabile. C'è un punto interrotto, è da diversi anni che la situazione è così. Siamo passati dal Veneto in Trentino Alto Adige. Qui troviamo molte aree di sosta, la possibilità di poter fare un picnic o prendere il sole. Ed ora continuo il mio giro e scopriamo le bellezze di questi posti.
quanto è buona la mela appena colta dall'albero, mamma, delicious. Arrivato al lago di Levico, ho fatto 76 km per arrivare qui da Bassano del Grappa. Adesso mi appresto al ritorno, visto che mi aspettano per pranzo. È un giro bellissimo, specialmente il primo tratto e anche quello verso il Trentino. La prima parte, i primi 25 km da Bassano fino al Cornale, dove inizia la vera e propria ciclabile, sono su strada, è poco trafficata e quindi anche molto sicura. Mentre per il resto è quasi sempre, a parte qualche passaggio su delle piccole città, comunque in aree ciclabili, tutto il resto è in mezzo alla natura. Si può raggiungere anche il lago di Caldonazzo, io tra i due preferisco questo di Levico. È stata una bellissima esperienza, adesso mi aspettano altrettanti chilometri per tornare, un po' più facili perché sono in leggero falsopiano in discesa. E grazie per aver visto questo video e al prossimo. Ciao da Federico, e se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!